Ma tutti i fatti non hanno Mamma, non ci crederai! Promossi! La signorina Angela ha visto che non può morire all'università! È merito mio! Faltami che faccio studiare io, cangiare così. Ora ti vieni da Lince e che tu continuare a studiare, amore. A studiare? Ma quale studiare? A studiare? Io chi da giocare con invece scavagliette che mi chiamo una scaletta fuori chi da giocare. Anita invece da attaccare! Ti scavagliette! Tu chiaro? Mi chiamo di scavagliette con te! Ci possiamo vedere di presenza. Ma immaginavo un po' diciamo più picchiariello per la presenza. Vediamo che cosa mi fa, magari mi vedo un arrivo, la sua presenza. Allora, prima di tutto vi vorrei presentare, visto che oggi non l'ho fatto e quindi mi sembra anche giusto. Allora, io mi chiamo Rosa Chiaroscuro Carretto. Per tutti basta soltanto Rosa, va bene. E sono la titolare dell'agenzia matrimoniale sui fatti vostri. Quello non chiaro, è una garanzia tua. Infatti no. E infatti, io non organizzo soltanto matrimoni, no. Allora io organizzo fuitini, zittamente, lassatini e appuntamenti. Prego, non ci manca niente. Non c'è chi sappiamo. Il ministro che è brava e fa pure sparagnare. Lo so, grazie. Io sono molto conosciuta in Palermo. Sì, molto conosciuta. Comunque, che faccio? Accomodiamo, che siamo già alcune cose che ci riguardano. Sì, ci vanno via. E allora, io la situazione che fa per voi ce l'ho qui. Io dovete sapere che io sono una persona che lavora esclusivamente con gente facoltosa. Io faccio gli uncidi, i ricchi. E allora si interessa a me. Se ne può dire non ne viene, perché fa proprio lei una cosa fare. Purtroppo, signora Rosa, noi per ora non navighiamo in buone acque. Di quando pagano a chi sono i carini, sapete quanto ne costano? Ma perché pure un accompagnamento? Accompagnamento? Ogni anno facciamo una domanda. Su a ogni volta che fanno quelli di controllo, chi sei lui, si trasforma, altrimenti non lancia via. E poi tutto il dottore mi dice che stanno migliorando, si vanno riprendendo e non arrivano niente. Quando sono questi no, nella vostra conferenza stanno ascoltando pure la regina. A conferenza mettiamo relato, ma vi sono discusso, ma avete a preoccupare. Capi quasi ci penso io. Di chi capace siete povere, a me non mi interessa niente. Tanto una mattina tutto. Fino a io non lo mangio muoio, a sapere nulla. Ma chi vuole dire, signora? Ora lo spiego. Guardate chi c'è.
avesse mangiato, no? Non mi gusta tutto questo. Ma intanto poi ne parliamo di questo discorso. A sto minuto non ne riguarda questo discorso. Ma perché? Perché questo non è un momento giusto. Allora registrerei che cosa ha a fare. Le discorso. Però io per dire una cosa. È vero con me questo minuto. Però già vai che c'ha vai. E avete ragione lei. Posso solo usare? Diciamo pure che io per organizzare questa discussione, per iniziare questa discussione, solitamente mi piglio 5.000 euro. No, tranquilla signore, Tranquilla, ma siccome la vostra situazione è anche incicciata, è anche complicata, io non so fare una conta prima. C'è per 18, c'è per 7,21, c'è per 12. Faccio euro. State contenti? Sono felice. Certo che se avessi fatto 5.000 euro avessi stato ancora più contenta. Pieno da me. Stiamo ascoltando un dia della contentizia. È un'altra cosa di cui la vita deve fare un matrimonio. Vai che travaglio. Siccome questa famiglia è molto ricca, e vi dico una cosa, eventualmente quando vengono questi cristiani, quasi poi la vita allargare le ricchezze. No, la vita allargare quando vengono questi cristiani. Ma ci ha dato da capire che non vedi che lo sai. Ma questo è buono sì. Nada. Maria avvicinate, perché chi sono risposto? E qual è allora? Comunque, ora noi diamo una legge, che io chiamo questi cristiani che sono cassuti. Però ci dico una cosa, i cristiani sono cassuti, ma i picciotti non ci sono perché prima vogliono conoscere a tutte loro. Va bene? C'è una cosa. Cose complicate come a fare. Però ci ha domandato una cosa. Ma queste come la faccio? Giuristi sono ricchi sfondati, e poi c'è la vita allargata, c'è da fare prima di proprio navigate nell'oro. Li potremmo venire a chiamare a questi cristiani. Però io ci dicessi un'altra cosa. Nel meglio che prima che uscire le mie figlie. Io signora Monini Perché un giudice tu risposta ai miei figli. Ma spiacere. ci spiego io. È buono. Chiamo da Ringia, ci spiego che sono figli, chiamati i cristiani che sono cassuti. Vabbè, si calma, Va bene, va bene. mi raccomando. Va bene. Prima voglio conoscere a Va bene, va bene. Ma anche che siamo complicate. Probabilmente fosse anche se lui viene di avanzi, era la casa, però l'ultima casa la metà a fare, me la metà a fare a giocare non ne potevo. Poi ci tenevo giocare, io per il Riccia, non faccio maritare con nudo, devi già con me, non mi raccomando, tutta la vita, una piazza sola. Dai me. Però io ti dico una cosa, ma qui della birra le figlie prima, rimane che conosciamo già le nuove, cosa dire? Sono lì su di sua figlia. Immagini mia. Scusa morire. Lei è troppo buona signora, comunque le sue parole mi confortano. Caso no, mi raccomando, ricordate un discorso che mi sa dura allargate. Si dà allargare. Dai. Amorissimo. Come sogna così? Così, hai se sei prima. Prego, signori, accomodatevi. Mi posso presentare? Sono Filippa la bella da signorina e la brutta da sposata. E lei? Io sogno una succia sconzata da signorina. E basta l'acqua da sposata. Piacere.
piacere, che in me lo passa l'acqua. No, quei te ne chiamano 101. E perché lo chiamano 101? Niente, perché il signore si interessa di trasporti, è un pezzo grosso dell'AMAT. E lei invece di che cosa si occupa? Io? Eh? Io mi occupo di eredità che mi assomme basica, assai, ma assai. Meglio così. Io giurista a mio marito che stavolta abbiamo finito a mani buone. Sì, e io giurisse pure a mia moglie che la signora Rosa ne potevamo fidare. Ma la cosa, oggi invece che ci voglio fare? Noi oggi ci occupiamo di palazzi. In che senso ne occupiamo dei palazzi? In che senso? Noi facciamo palazzi. Senza capo per niente, ma noi oggi i piccioli li commigliamo. E visto che siamo qua, cerchiamo per i nostri figli, famiglia nostra portata. E mi pare che siamo al posto giusto qua, vero? Oddio, può capitare di niente, guarda. Tranquille. E noi siamo contenti, è vero? Perché ci hanno stato gente che hanno voluto pigliare Pippissa, dicendo di essere ricca e invece non hanno avuto manco una lira. Ma cosa le fa? Io sono un parere, signora mia, che c'è chi gente monsegnare, o se tu la sa casciare. Li facciamo vedere. Che ne pensate? Possiamo chiamare? Voi avete visto già le fotografie? Cosa Sì, è? tutta a poco. Dicevo, Io non avessi avete incrociato, anche perché mi passa strano che hai detto con le fotografie dove sono i avanzi. È un verissimo buono, è vero? No, Ma noi facciamo apposta per far vivere i figlizi dei nostri figli. Caso così piede, specialmente a grande, Pamela, la visto dire veramente. Come immaginate che amica su Ellen fosse tanto bene? ma che invece era Dallas che chiamassimo Pamela e su Ellen? Che c'entra? Mio padre, quello che ci ha lasciato l'azienda dei palazzi, l'impresa, era fissato che dare figli in Dallas. Sì, famiglia di cose. E ci dice pure la promessa, che avremo un figlio maschio, che si nasciuto. Cioè, che succede? Cristiani di spizzica via. C'è stata un nome bellissimo, complimenti Piero. I miei figli invece hanno un nome più terra terra, semplice. Uno si chiama Tatoccio e l'altro si chiama Angelino. Vabbè, signora Rosuccia, il nome, non hanno quittanza, ma chi travaglio fanno? I nostri figli aiutano a me a puntare il piccio dell'eredità. Assai, ma io non posso fare Basta, andiamo a pigliare i nostri figli e torniamo, va bene? Signora Rosa, lei scende con noi? Sì, scendo con voi così discutiamo quel discorso che mi interessa. Va bene, andiamo, arrivederci. Aspetta, scusami, vista l'occasione, quando ritorniamo, poi potremo quittare un dolcino. Poi siamo per la finita. No, ma quello mai, poi che tutti non ci di fuori. Va bene, allora ora veniamo, ritorniamo, va bene? A tutt'altro. Un socio, mica avete 50 euro fissati. Un po' di individuo zio, un banco, non c'è funzione. Sì, arrivederci, arrivederci.
saltano via, Buongiorno, signora. Piacere, Sì, pure mio, grazie, grazie. Come sta? Si assentava. Grazie, signora, ma se poi signor Santo, questa scala. Maresciallo, che fa? Ma ha fatto un po' di caffè su figlia. Accetto volentieri, signora. Per raccomando, lo cucchiaio di zucchero come chiamare, grazie. ma come finire con Napoleone? Guarda, avete anni, ma quello più, non abbiamo notizie. Tu non ti emozioni, io sono venuto apposta a darti una buona notizia. Ho saputo poco ora che hanno visto in Sicilia un ragazzo che somiglia a Nicoletta. Ma che mi sta dicendo? Ma vero lì? E anni mi stanno ammontando, ma quello più, maresciallo, ma quello più. C'ha 10 anni, tu sbattendo a destra e a sinistra. Oh, maresciallo, non è male. C'è poi toccato, poi da porta, che l'ha visto, non faccio più un chi. Non lo so queste cose, però devi stare tranquillo, io ti prometto che prima che me ne vada in pensione, io tu trovo a Napoleone, stai tranquillo. Stai tranquillo. Nessunato, non sapere i fatti suoi. A lei quanto ci manca di dire? Certo, se il professore Monti, un cane da lì, ma che 15 anni, va? Che spettacolo? 15 anni? Una cosa, hai capito? Ma sanno di pigliare, sono sempre, insomma, racconti. Stanno facendo un matto, stanno dicendo Non lo so, che non lo so. dicendo pazzo. Che cosa posso? Ho bisogno di trovare profondità, tanto ormai già hanno le paure, capisci? Ora loro non si sono assolutamente pure. Lascialo, ci stavo pensando. Vero? Tranquillo. Sono contento per te, per la tua famiglia, per me, no, contentissimo, Ci stavo pensando. ma pensare. Avvenimi Luca e un pallone, Avanti dopo, come vedete tu? No, prima guarda. Ah, i mutanti sono guidati. Allora, Siamo pronti. ma appena poi tu vuoi. Chissà per te. Sandriana come Sandra Pigliare. State che ci vuoi, capo, che non lo sa. Ma sì, che sono Maresciallo, grazie, signora. ah, che facile. Ancora. Piglia tu capo, piglia tu capo. Guarda, è un attimo.